Banco Alimentare inizia nel 1967 grazie a un'intuizione di John Van Engel a Phoenix. L'idea poi si sviluppa in Canada e in tutta Europa e arriva nel 1989 con il Banco Alimentare in Italia, con Don Giussani e il Cavalier Fossati. Nel 1993 Guido Biondani, mio papà, decide di voler fondare il Banco Alimentare anche nel nord-est. Il valore del Banco Alimentare è da un lato a supporto del mondo dell'industria, dell'agricoltura e della grande distribuzione, perché li aiutiamo a gestire le eccedenze alimentari che altrimenti non sarebbero più commercializzabili ma sono perfettamente commestibili. Dall'altro aiutiamo le strutture di carità la cui mission non è quella di raccogliere prodotti alimentari ma di aiutare le persone in difficoltà. Ho conosciuto il Banco Alimentare quando ero responsabile di un'azienda internazionale che produceva cibo. Avevamo un problema: risolvere l'eccedenza di prodotto che avevamo in casa. In questo modo ho cercato il Banco Alimentare, ho avuto modo di conoscerlo e soprattutto, oltre che risolvere il problema dell'azienda, delle eccedenze in azienda, ho scoperto quanto bene si poteva fare con questo cibo. Grazie al Banco Alimentare si possono aiutare tantissime persone bisognose e, a un secondo livello, possiamo anche aiutare il pianeta, perché donando il cibo da noi prodotto aiutavamo anche il pianeta a consumare meglio le risorse che avevamo utilizzato. Abbiamo trovato una comunanza di valori eccezionale, a partire dalla sicurezza alimentare. Tutti i prodotti che Banco Alimentare distribuisce hanno tutti i controlli di un prodotto standard che viene venduto sugli scaffali dei supermercati. Non solo, abbiamo molte etichette per esempio di clienti esteri, per cui in Italia non potrebbero essere venduti semplicemente perché la lista ingredienti non è in italiano. Ci siamo quindi dotati, per venire incontro alle esigenze di Banco Alimentare, di un sistema di rietichettatura dei prodotti esteri, code di produzione, sovrapproduzione piuttosto che scarti, perché possono essere donati a Banco Alimentare del Veneto e quindi distribuiti correttamente. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare, l'ultimo sabato del mese di novembre. È un gesto concreto che facciamo per aiutare le persone in difficoltà attraverso il dono di generi alimentari non deperibili. È un gesto che facciamo in tutta Italia, assieme a tantissimi amici e realtà del volontariato e della società civile. Il Banco Alimentare del Veneto fa parte di una rete di 21 banchi regionali coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare. La nostra prima di tutto è una storia di persone le quali condividono esperienze, informazioni e formazione continua. È come svolgiamo il nostro lavoro che ci permette di consolidare il rapporto con le aziende donatrici, con le istituzioni, con gli organi di controllo, perché il nostro obiettivo è garantire aiuti alimentari alle strutture di carità o associazioni che sono con noi convenzionate, in modo che possano aiutare i loro assistiti. Colpisce fortemente la passione con cui i nostri volontari effettuano le operazioni di controllo e stoccaggio degli alimenti che ci vengono affidati affinché vengano distribuiti correttamente. È incredibile l'energia e la dedizione che i nostri volontari impiegano nel preparare le consegne che poi vengono affidate alle strutture di carità che aiuteranno le persone in stato di bisogno. Tutto questo è possibile solo attraverso una valorizzazione delle capacità di ogni singolo individuo e soprattutto con una continua formazione, ma anche con l'attenzione e la stima che si è creata tra tutti noi. Grazie agli aiuti della Comunità Europea e al sostegno delle realtà locali della filiera agroalimentare, riceviamo prodotti che ci impegniamo quotidianamente a rendere disponibili per i fabbisogni delle strutture che assistiamo giornalmente. L'attività logistica è organizzata per gestire al meglio le risorse che riceviamo. Grazie all'impegno quotidiano e allo sforzo enorme dei nostri volontari e delle associazioni con cui creiamo rete, facciamo il possibile perché tutti i prodotti da possibile rifiuto o spreco diventino un'importante risorsa. Il nostro lavoro al Banco Alimentare è programmare, sviluppare progetti sempre nuovi, da condividere con la pubblica amministrazione e con le aziende donatrici. Dal 2014 abbiamo introdotto il sistema SAP,
per garantire alle aziende donatrici un'adeguata rendicontazione. Abbiamo costituito un gruppo di volontari che ha il compito di sostenere nel loro lavoro quotidiano le nostre associazioni convenzionate. City Cibo è la prima sperimentazione italiana della legge del buon samaritano, che recupera eccedenze alimentari dalla ristorazione, quindi dalle mense aziendali, dalle mense scolastiche, dai ristoranti, ma anche dagli eventi come i mondiali di sci di Cortina 2021. È tutto cibo cucinato, cibo buono ma non somministrato, e poi ritiriamo dalla grande distribuzione organizzata, quindi i supermercati. Recuperiamo eccedenze alimentari all'interno di una filiera del dono che garantisce sia la tutela del consumatore finale, quanto l'igiene e la sicurezza degli alimenti, e anche quella che è la salvaguardia e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. City Cibo contribuisce ad un'azione comportamentale di prevenzione allo spreco.